Noi andiamo tanto avanti con interventi che chiederei di limitare a 5 minuti. Carlo Giacobone. Parlerò del credit crunch, è un argomento che ha comunque una connessione con il liberalismo in quanto riguarda la patologia dell'economia liberale. Tutti sapete, come tutti voi noto, il termine credit crunch indica un calo significativo dell'offerta di credito che di norma si verifica al termine di un periodo espansivo. Le cause a monte a livello mondiale sono le seguenti: un universo finanziario nascosto grande 10-15 volte il prodotto lordo mondiale, avete sentito parlare tutti di derivati, capitalizzazioni, mutui serbrali, la cifra è veramente consistente. Poi è dovuto anche a seguito di politiche di spesa permissive e non correlate obiettivi di investimento, è venuta meno la solidità dei bilanci statali non più discusse come in passato. In passato si diceva che una moneta è uno Stato sovrano e quindi per sua natura è solvibile. Questo non c'è più proprio a seguito di politiche permissive che hanno incardinato i bilanci statali. Poi c'è stata sicuramente una sudditanza al potere politico degli organi di controllo, soprattutto negli Stati Uniti, sia la Fed che la SEC, che in precedenza si erano tenute a procedure rigorose, causando una finanziarizzazione dell'economia rivelatasi estremamente nuova. In passato c'erano dei controlli molto rigidi sul sistema bancario e finanziario che poi si sono allentati prima e poi addirittura erano diventati sottoposti al potere politico e hanno permesso quella finanziarizzazione di cui ho parlato prima. Quanto sopra ha avuto effetti sia in Europa che in Italia, confermando che vi ho detto, quando in America c'è il raffreddore, in Europa e quindi in Italia c'è l'influenza e qualche volta la polmonite, quindi la derivazione dei nostri guai e dei guai europei deriva soprattutto dagli Stati Uniti e comunque dal mondo anglosassone. C'è stato un rilevante effetto del credit crunch e la stagflazione. Non è esattamente l'opposto dell'inflazione, ma ha conseguenze ancora peggiori, in quanto sotto gli occhi di tutti c'è una caduta della domanda di beni e servizi, calo della produzione e forte disoccupazione. Le banche non hanno in realtà motivi strutturali per non dare più credito, è piuttosto il risultato di vincoli molto rigidi introdotti in un momento congiunturalmente difficile, imposti in una congiuntura macroeconomica in cui ci sarebbe bisogno di maggiore offerta di credito, di incentivi e di non di restrizioni. Il riferimento è una singola misura che, interpretando un segnale di origine politico-economico proveniente dal Consiglio europeo e di Ecofin, poi ha di fatto ingiunto alle banche vincoli patrimoniali senza precedenti, con una tempistica eccessivamente rapida. Parliamo dell'effetto EBA, European Bank Authority, cioè la raccomandazione numero 1 dell'autorità bancaria europea. Quindi questo grosso argomento del credit crunch prende riferimento a una normativa europea che è stata recepita e in particolare è stata recepita dall'EBA, che è questo ente recentemente costituito in Europa che vigila sulle banche. Questa direttiva, pur non essendo un obbligo di legge, cioè una normativa formale, è diventata una condizione di mercato, in quanto assunta da investitori e agenzie di rating. L'applicazione di questa regola ha determinato una sostanziale modifica negli attivi di bilancio delle banche, ridimensionando i valori contabili degli attivi stessi, in alcuni casi, peraltro limitati, l'emergere di un patrimonio netto al limite dei parametri previsti per Basilea 3. Vi faccio un esempio molto semplice. Se una grossa banca, soprattutto ha acquistato titoli di Stato italiani dell'Eurozona a un certo prezzo, che potrebbe essere per esempio 97-95, a seguito della crisi che si è manifestata sui mercati, il valore di questi titoli, che sono sempre titoli di Stato, si è per esempio ridotta a 85. Questo cosa determina? Una perdita potenziale che, secondo le nuove normative EBA, viene registrata nei mezzi propri della banca e quindi ne riduce la consistenza patrimoniale.
In Italia il credit crunch ancora in atto in parte ha origine a monte, la cui cause principali sono difficoltà delle banche a emettere nuove obbligazioni, c'è questo aspetto. Questa difficoltà ha limitato fortemente il finanziamento a medio e lungo termine delle imprese e la concessione di mutui alle famiglie. Infatti, se la raccolta esemplificamente di una banca si fa pari complessivamente a 130, di cui 100 sono i depositi, 30 le obbligazioni, sono venuti a mancare 30. Ecco, questo è un effetto molto sensibile sulla stretta creditizia. C'è stato un altro aspetto, poco noto ma non secondario. C'è stata la fine della separatezza fra credito a breve e credito a medio e lungo termine. Perché? Perché è venuta a mancare, questo trae origine meglio dalla revoca negli USA dello stile Glass-Steagall Act, di cui ho parlato stamattina anche il professor Emilio, è venuta all'inizio degli anni 90. Questa normativa aveva imposto dagli anni 30 la separatezza fra le due attività. Con il ritorno alla banca universale, recepita una nuova legge bancaria del 94, si è persa ogni specializzazione e specificità. Cioè la banca universale tratta sia il cliente che ha bisogno di credito breve, cioè il credito di funzionamento, con gli stessi criteri del cliente che deve realizzare investimenti, che deve fare delle spese produttive con lunga gittata e non ha la cultura per farlo. C'è stata anche una caduta libera dei corsi dei titoli di Stato e la necessità di sostenerli con massicci acquisti. Negli ultimi 5 mesi il disinvestimento di titoli emessi dal Tesoro da parte di investitori esteri, cioè l'estero che aveva investito in titoli italiani, è il disimpegno dal mercato interbancario estero e da quello obbligazionario stimabile in circa 100 miliardi di euro. Questa è una fonte Banca d'Italia, quindi 100 miliardi di euro che dall'estero sono stati acquistati dal sistema italiano. In particolare il ridimensionamento accentuato dell'attività del mercato interbancario internazionale interno è stato causato da una caduta di fiducia e credibilità nell'ambito del sistema bancario. Passiamo adesso alle possibilità per migliorare e per uscire dall'attuale situazione di stallo, che sono principalmente le seguenti. Io voglio solo chiederti una dire, ce l'era di Massimo, però siccome mi sembra estremamente interessante il video che ce l'hai scritto, se poi me lo fai avere, lo renderemo pubblico da molto volentieri, apprezzo. Sto concludendo perché posto 5 minuti. Dunque, il credito alle imprese per ottenere anticipi sulla fatturazione verso la pubblica amministrazione, che è stata una cosa molto dibattuta, è ora una possibilità concreta. Infatti i 2 decreti attuativi predisposti dal governo consentono uno sblocco di liquidità di circa 20-30 miliardi di euro. La manovra non è stata di facile e rapida attuazione, in quanto ha necessitato di una deroga al patto di stabilità. Poi c'è stata l'apertura di un grande sportello della Banca Centrale Europea, prestando al tasso dell'1% circa 255 miliardi lordi di euro, 140 al netto dei rimborsi alle banche italiane per sostenere il corso dei titoli di Stato e delle obbligazioni in caduta libera. Ciò a causa della speculazione ribassista sui titoli dei paesi periferici dell'Eurozona. La BCE ha accettato quale collaterale, cioè in garanzia, tutti i titoli dell'Eurozona. Questa è stata una manovra ormai molto nota, ma molto significativa e molto incisiva soprattutto. Per le banche locali particolarmente attive e efficaci sul territorio di competenza, di norma detentrici in misura minore di titoli di Stato, la BCE accetta in garanzia crediti verso la clientela certificati dalle banche stesse. Quindi questa è una deroga al principio di accettare titoli di Stato per le banche locali. Poi c'è stata una forte azione della cosiddetta moral action della BCE verso le banche che hanno fruito dei prestiti di cui sopra, stimolandole a ridurre parte della liquidità ottenuta a finanziare il sistema. Come tutti sapete, la moral action è l'azione che fa il capo della BCE presso le principali banche perché vengono attuate le direttive. Quale corollario di quanto sopra, va comunque considerato che va ripensata la capacità di offerta delle banche verso la clientela con proposte più collaborative e meno rigide, impegnandosi a comprendere e approfondire meglio le problematiche delle imprese e delle famiglie. Quindi le banche
devono ripensare un momento quello che è il loro atteggiamento verso la clientela. Esemplificamente, per citare un caso frequente di diniego di concessione del credito in caso di strutture finanziarie non equilibrate con livelli di debiti eccessivi, occorre che le banche si adoperino presso i soci delle imprese affinché si impegnino a conferire nuovi mezzi freschi allo scopo di renderle meglio patrimonializzate. Concludo dicendo infine occorre porre in evidenza per necessaria chiarezza e obiettività che il governatore della Banca d'Italia, nelle recenti considerazioni finali, ha assolto il sistema bancario dall'accusa di avere chiuso i rubinetti, di aver fatto mancare risorse all'economia reale e quando ha puntato il dito sul peggioramento della qualità del credito ha individuato quasi esclusivamente cause esogene